noi Michelangelo Giumanini, parliamo insomma di questa visita di Renzi sabato scorso in Friuli, in particolare a Udine. Alla fine secondo lei l'elettrodotto si farà? Ma io sospetto che purtroppo si farà e comunque la visita è stata una visita, come dire, che ha mietuto insuccesso piuttosto che successo, perché mi sembra che abbia avuto contestazioni sia all'interno dell'aula dove teneva il suo comizio, ma anche all'esterno. Quindi, insomma, non gli è andata proprio bene, il Friuli non gli ha portato bene. Senta, non le pare un po' esagerata tutta quella disposizione di forze dell'ordine per 4 persone che alla fine civilmente volevano dire la loro? Ma anche lì l'ho trovato un po', come dire, un po' fuori luogo, una esibizione muscolare, probabilmente, come dire, gli piace essere contornato da queste figure, no, che fanno molto, come dire, molto VIP, ecco, quando penso che probabilmente forse qualche anno fa le criticava pesantemente, penso quando si riferiva a Berlusconi. Certo, ma secondo lei il Renzi sindaco batte il Renzi premier? Ma secondo me siamo lì e non è un eccellere, perché mi sembra che in fatto di trasparenza sia assolutamente carente adesso così come lo era in passato. È Facciamo... una, come dire, mi scusi, Prego, prego. una trasparenza semplicemente sbandierata ma non concreta. Senta, torniamo invece ai problemi di casa nostra, perché l'orto porta frutti amari, come si dice. Valentin mangerà il panettone? Ma, Sono un po' ripetitivo oggi. oddio, ho qualche sospetto di no. Però il problema è che non si focalizza solo sull'assessore. Secondo me qui c'è un dato squisitamente politico, ovvero sia l'insuccesso di questa iniziativa, che non riguarda solo ed esclusivamente l'assessore, ma investe anche la nostra Però lei governatrice, sa, la quale... no, però lei mi insegna che si mette sempre un capro espiatorio davanti, perché poi si vabbè. deve sacrificare all'altare della patria, no? Certo, però insomma questo secondo me è nascondersi dietro un dito, perché lei si è spesa in prima persona, penso ad Alzano X, e il risultato è stato assolutamente devastante. Vuol far pagare le pene di questo suo insuccesso a qualche un'altra persona? Boh, libera di farlo, ma noi dobbiamo essere consapevoli che c'è comunque un dato politico che emerge da questa situazione che non riguarda certamente solo la questione dell'area pordenonese.